Inizia in questo momento il match tra Testaccio Calciotto e Peperino Calciotto. E c'è subito un pressing piuttosto alto dei biancorossi. Ricordiamolo, big match fra quarta e sesta classificata, chiave playoff. Contropiede e possibilità per il Peperino che si spinge subito in avanti e c'è un brutto contrasto fra Boni e un attaccante avversario. Tutto risolto a quanto pare per Boni, che può tornare a giocare e batte quindi questa specie di calcio di punizione Martino sulla destra e si costruisce dalla difesa per il Testaccio. Ancora Martino al centrocampo, palla persa malamente però ancora una volta dal Testaccio, occasionissima per il numero 99, 89 Campanella, che rischia di far malissimo agli avversari. Va a battere il fallo laterale Mion ancora per Campanella. Buono il tocco, tentativo da fuori però troppo pretensione del numero 8 Melis, palla altissima. Testaccio messo subito in difficoltà dall'aggressività degli avversari. Ora palla alzata a cercare il numero 5 Alaimo, pressato anche lui ancora una volta da Campanella e da Pomella. Palla che riesce a passare però fino a dove si trova Ciccalotti. Poi però Testaccio che rientra nuovamente in possesso di palla, la riperde perché Pomella, grazie a una deviazione, serve un compagno. Testaccio che perde un altro pallone, stavolta però la tocca fuori, ancora poca lucidità da parte degli uomini in bianconero, non riescono a orchestrare bene. Mion ha spazio per andare addirittura in porta e c'è la risposta di Boni. Ancora palla in possesso di Giovannetti qui. Mion può allargare sulla destra per Campanella, lo fa bene il numero 89, serve poi Pomella che non riesce, però diciamo si trova un po' indeciso, non riesce a tirare, quindi si torna sempre in attacco, però il numero 7 in possesso di palla, conclusione pericolosissima di Aurelio, deviata dalla difesa. Calcio d'angolo battuto dal Peperino, Campanella la stoppa, adesso siamo sulla tre quarti di campo, allarga sulla sinistra per Giovannetti, senza successo però. Fallo sul numero 13 Ciccalotti e lo conquista il Testaccio. Come sempre Daniel! Come ti ho insegnato da? Mina!
Calcio di punizione affidato a Neri che con il destro però sbatte sulla barriera e poi Martino conclude altissimo. Avanza il Peperino qui, palla affidata anche a Melis che la ritocca subito per un compagno, si cambia il gioco e si va su Campanella che la stoppa benissimo. Pomella cerca di riservire ancora una volta il numero 89, poi il Testaccio torna in possesso della sfera, può far ripartire un compagno, buonissima la palla sulla sinistra servita per il numero 9, Bendia, costretto però a toccare per un compagno ancora Bendia. Cerca l'1-2 che riesce, si torna però al cross da parte del numero 3. Peperino calcia 8 che ora orchestra, si va da Mion sulla fascia destra, tentenna un po' prima di cambiare gioco orizzontalmente Melis. Avanza per Campanella che va direttamente in porta. C'è una rete sorprendente ma comunque bellissima del numero 89, vantaggio Peperino. Testaccio che va sotto, troppi errori da parte della formazione in maglia bianca, che ha regalato troppi palloni agli avversari e poi soprattutto Campanella si è reso pericolosissimo anche in altre occasioni, stavolta da fuori sorprende tutti con questo sinistro precisissimo e rasoterra. 1-0 per il Peperino quando siamo all'8° minuto. Pomella riesce anche a stoppare la sfera e a servire Campanella che si accentra ancora una volta, può scoccare sempre il suo sinistro, palla che arriva fortunosamente a Pomella, poi Boni chiude tutto e fa ripartire i suoi dalla difesa. Ora occasione di ripartenza per il Testaccio che viene prontamente fermato, c'era Bendia in possesso di palla, Manni da fuori, Mion tenta di spazzare, non ci riesce, sarà rimessa laterale per gli avversari. Alaimo con la rimessa con le mani, Bendia riesce a tenerla in gioco, poi l'arbitro fischia per la rimessa laterale. Bendia in possesso di palla riesce a superare benissimo l'avversario, serie di dribbling del numero 9 del Testaccio che solo alla fine viene interrotto dagli avversari proprio al momento giusto per far ripartire Campanella che ha un'occasione qui sulla fascia destra, la tocca al centro, tiro da fuori di Melis che però viene stoppato dal Testaccio. Si sta accendendo finalmente la partita quando siamo circa al 10° minuto, ci prova addirittura da fuori il Testaccio, c'è però l'ottima posizione di De Eugenio. Testaccio vicinissimo al pareggio con la conclusione di Ciccalotti, fuori di poco.
Siamo sulla fascia sinistra con il Peperino che verticalizza quasi sempre su Pomella o su Campanella. Stavolta il numero 7 non riesce a controllarla. Martino. Buona serie di dribbling da parte del giocatore del Testaccio che riesce a far avanzare i suoi cross, totalmente sballato però, che finisce sulla linea di fondo. Alaimo. Poi Manni che la tocca all'indietro su Martino, allarga sulla destra per Neri che poi verticalizza male però perché non c'è nessuno. Alla fin fine De Eugenio deve solo controllare e servire il numero 6 Mion. Pomella va a memoria, Campanella però si era già buttato in avanti. Formazioni che devono ancora trovare la quadratura del cerchio perché forse sono ancora un po' fredde dal punto di vista tattico, non si trovano ancora benissimo i vari giocatori tra di loro. Neri costretto a tornare indietro da Boni, Martino pressato anche alto, palla infatti persa dal Testaccio che qui con Melis vede il Peperino avanzare. Conclusione un po' esagerata qui di Melis che poteva anche aspettare. Palla a cercare Pomella che si libera con qualche manata di troppo, però sarà fallo. Manni torna all'indietro da Martino. Ancora in possesso di palla il Testaccio in qualche modo. Manni avanza e cerca di orchestrare la situazione andando a cercare Ciccalotti. Senza successo, ancora i bianconeri, cambio di gioco, Campanella chiude bene con il petto, addirittura a cercare De Eugenio, poi costretto a rinvio lungo la difesa biancorossa, a cercare addirittura Pomella. Martino di testa rischia perché va a memoria, però il numero 7 non riesce a stopparla. Verticalizzazione pericolosa di Martino, pressa molto bene il Peperino che da fuori può far male, azione totalmente sbagliata. Altro ed ennesimo recupero del Peperino Calciotto che si spinge sulla sinistra con Aurelio, poi palla che viene spazzata in fallo laterale, tanti però i passaggi sbagliati dal Testaccio in fase di impostazione. Ora a cercare nuovamente Pomella, sponda offensiva della formazione in biancorosso. Ora Manni, poi tocca per Bendia che allarga sulla sinistra per Alaimo. Martino. Ancora Laimo può spingersi in avanti, tocca per Bendia, tocca per Manni. Torna sulla sinistra da Laimo, diventa un tiro cross pericoloso, azione che però non si concretizza per il Testaccio. De Eugenio con le mani a cercare Campanella che riesce fisicamente a vincere il contrasto contro Laimo e poi subisce anche fallo. Melis, Pomella e poi si va sempre da Campanella che riceve nuovamente questo pallone, orchestra un buon 1-2 col compagno sulla fascia sinistra. In mezzo c'era Aurelio, non trovato però dal compagno, occasionissima Testaccio che si spinge in avanti e va in porta. C'è il gol dell'1-0 del Testaccio, anzi dell'1-1 del Testaccio che riporta in parità la gara. Conclusione di Ciccalotti che pareggia i conti e si va anche al time out. È ripartito il match che vede
il Peperino calcia 8, farsi raggiungere dal testaccio con la rete di Ciccalotti, che approfitta di un errore difensivo avversario, va in contropiede tutto solo davanti ad Eugenio, non sbaglia e fa 1-1. Ora siamo circa al 16° minuto del primo tempo, con Melis dialoga con il compagno in maglia numero 2 Lorenzi, poi si torna indietro, altro regalo per Ciccalotti, stavolta è 3 contro 3, sopraggiunge poi comunque la difesa del Peperino Calciotto, ma è in avanti il testaccio che può far male. Ciccalotti con il destro, non trova la porta, trova solo la barriera avversaria e qui si prende anche il fallo. Vai Manni! Vai Manni! Lascia il pallone! Vai Lollo! Manni sul calcio di punizione con il destro, un bolide che si infrange sulla traversa, clamorosa occasione per il testaccio. Incredibile conclusione di Manni, che qui fa veramente malissimo al Peperino Calciotto, che si salva però grazie alla traversa. Il numero 17 ha trovato una conclusione semplicemente perfetta, forse un po' centrale ma del tutto perfetta. Ora Martino, pressato sempre alto, i biancorossi stanno proprio puntando su questa chiave di gioco per provare a vincere il match proprio sul pressing alto fin dalla difesa contro gli avversari. Ora può ripartire con Bendia, che la tocca maluccio per Alaimo, che riesce comunque a controllarla. Manni orchestra e allarga la palla sulla destra per Neri, che scodella in mezzo. Eugenio senza tanti problemi la stoppa e fa ripartire i suoi con Mionna, che poi aveva servito Campanella in mezzo a due. Non può fare molto il numero 89. Ora palla per Manni, che ancora una volta da fuori ci prova, stavolta è meno fortunato, la palla finisce oltre il circolo sportivo, troppo alta. Dai, bravi, bravo Manni! Dai, siamo questi, Con le mani di Eugenio ancora una volta a rinviare su Pomella, che la stoppa molto bene, riesce a servire Campanella, anzi no, perché Alaimo interviene e salva tutto. Tocca sulla sinistra Bendia, Manni e poi Martino che cambia gioco, va da Neri. Buono il primo dribbling, meno la verticalizzazione, non si muove benissimo Ciccaloni, che non riesce a stoppare la palla, si fa anticipare, allora si va da Lorenzi, poi serie di contrasti e proprio il numero 2 del Peperino Calciotto va a battere questa rimessa in favore dei suoi. Possibilità di attaccare per il testaccio con Ciccaloni, che insiste sul pallone e prova a scardilarlo a Mion, non ci riesce, quindi il Peperino ancora in possesso della sfera con Lorenzi. Riesce a cambiare gioco, ma la palla arriva fino alla linea di fondo e non tra i piedi di Campanella. Martino. Ancora il numero 16 in possesso di palla, non ha tantissime opzioni perché il Peperino copre molto bene inizialmente le possibilità di gioco degli avversari. In questo caso si va sulla fascia, poi Melis di testa recupera, buono il controllo di Aurelio. Melis avanza e cerca una verticalizzazione per Pomella, però non riesce a girarsi al momento giusto. Martino lo fa scorrere molto bene, ora in possesso di palla che allarga su Neri. E la chiusura è sicuramente ottima perché impedisce praticamente agli avversari di far alcun male al testaccio. Qui però regalo per Campanella che non va al tiro, tocca invece per un compagno.
Però tanti errori in fase di impostazione del Testaccio, che ha regalato già troppi palloni agli avversari. Ora qui tenta una serie di dribbling Alaimo. Manni sulla sinistra per Alaimo, buona l'idea, troppo lunga la sfera però. Palla per Pomella, che cerca di difendersi in qualche modo per ottenere la sfera, non ci riesce perché poi siamo già da Mancinelli. Alaimo. Mancinelli si gira, trova Manni che può girare velocemente su Alaimo con il sinistro, l'alza, va in mezzo e c'è anche l'occasione per il gol del 2-1 del Testaccio, che con Ciccaloni si porta in vantaggio per la prima volta questa sera. Un cross all'apparenza non pericoloso effettuato da Alaimo, poi riesce a trovare comunque l'intervento di Ciccaloni, alla fine trova la doppietta e la rete del primo vantaggio del Testaccio Calciotto su 2-1 contro il Peperino. Sicuramente difesa non eccellente in questo caso del Peperino, che ha letteralmente lasciato solo il numero 13 avversario. Palla sulla sinistra. Buona conclusione in porta e poi Pomella trova il pareggio sul 2-2. Aveva risposto inizialmente bene Boni, poi alla fine il numero 7 del Peperino calcia 8, riequilibra la gara 2-2. Due gol in pochissimi istanti quando siamo agli sgoccioli del primo tempo, 23esimo minuto circa. Ora Pomella allarga sulla sinistra per Aurelio, che non riesce a concludere in porta. Mancinelli, Neri in avanti per Ciccaloni, che cerca di proteggere la sfera, viene però raddoppiato, la perde Aurelio. Il Peperino qui perde malamente questo pallone, può approfittarne Bendia, che serve il compagno in maglia numero 13 Ciccaloni, palla che attraversa tutta l'area, trova solo la difesa del Peperino. Aurelio avanza, cerca il numero 6, insiste e persiste, poi alla fine Boni in qualche modo riesce ad interrompere l'azione. Bendia sulla sinistra, insiste anche lui stavolta nel dribbling, infatti recupera questo rimpallo, occasione però che non si concretizza per il Testaccio, che ha sofferto tantissimo prima per l'incursione di Mion. Poi si va ancora da Pomella, stoppa bene e serve all'indietro per un compagno, palla che però non esce di molto da parte di Aurelio. Alaimo. Bendia. Manni. Martino. Ancora Manni. Può avanzare Mancinelli, che la tocca per Bendia, allarga sulla sinistra per Alaimo, che si sovrappone come sempre puntualmente. Manni da fuori ci riprova, altro tiro troppo alto. Palla in avanti per Aurelio, che può andare in porta, risponde molto bene però Boni, che si allunga. Possesso di palla per Giandonato, che allarga sul numero 23 Buccioni. Buono il dribbling, si va da Pomella, c'è ancora Buccioni che riceve questo pallone, tira ma viene fermato dalla difesa. Mion qui, tiro troppo alto che non impensierisce Boni.
Martino. Verticalizzazione e poi alla fine si va da Bendia che controlla in questo momento Manni. Bendia. Ancora il numero 17, stavolta sulla fascia per Alaimo, scivolata di Mion. Alaimo in avanti per Ciccaloni che tenta una serie di dribbling e si prende anche un bel fallo piuttosto pericoloso da lì. Calcio di punizione battuto piuttosto forte, arriva però il duplice fischio dell'arbitro, 2-2 nel primo. Parte ora il secondo tempo, ricordiamolo, risultato di 2-2 fra Testaccio e Peperino Calciotto. Aurelio prova a cambiare gioco e andare in avanti, qui Boni pericolosa la situazione per il Peperino che riesce comunque, per il Testaccio che riesce comunque a liberare, avanzata dei bianchi sulla fascia sinistra, è entrato in campo intanto Giovannetti per il Peperino Calciotto. Manni tocca per un compagno, poi si va da Mancinelli. Tentativo qui un po' non perfetto di appunto Ciccalotti, che finora ha trovato una bella doppietta sicuramente importantissima in chiave playoff. Qui rimessa dal fondo che sarà affidata a Boni. Calcio di punizione per il Peperino che va direttamente in porta e trova la rete del clamoroso 3-2, torna in vantaggio la formazione in maglia biancorossa. Peperino che torna quindi grazie a questo 3-2 sul calcio piazzato in vantaggio così come all'inizio del match. Martino lascia scorrere. Palla sulla sinistra. Qualche protesta da parte dei giocatori in campo, se non sbaglio, del Peperino Calciotto. Fatto sta che il Testaccio è in possesso di palla con Martino dalle retrovie. Manni in questo momento alza la sfera a cercare in avanti sempre Ciccalotti. Ora c'è una possibilità per Pomella che però si gira e la tocca male per il compagno Neri. Si va sotto la nostra postazione con questo contrasto piuttosto fisico fra
Mancinelli e Aurelio alla fine ha la meglio il Peperino perché gestisce Giandonato sulla destra ed è in possesso di palla. Buccione ha tentato qualche dribbling, Giandonato va da Pomella che chiede il fallo però giusto per qualche secondo non viene fischiato nulla, si ritorna in difesa. Dove abbiamo il numero 22 Perelli. Peperino qui in fase un po' confusionaria, in realtà gestisce anche la palla con un po' di possesso, però non riesce a trovare degli sbocchi precisi. L'importante comunque è che sia arrivato il 3-2, certo che le due formazioni ancora non trovano tatticamente tanto ordine e pulizia nelle proprie manovre di gioco e si vede. Ora ci prova a dettare un po' d'ordine il testaccio con più calma nel cercare questo pareggio. Martino però l'alza molto male e regala sfera agli avversari con Buccioni che si gira molto bene, può far ripartire i suoi. Pomella in qualche modo di testa per Buccioni, tenta di prima, la palla è ancora lì però dall'altra parte c'è Aurelio, tiro pericoloso che però non va in rete. Buccioni la lascia scorrere, c'è Aurelio da fuori area che aspetta troppo tempo per la conclusione, non riesce quindi ad andare a rete. Ancora Buccioni sul limite destro del campo, qui Manni sbaglia quasi il controllo, rischia alla fine Neri che deve spazzarla via in fallo laterale verso la propria panchina. Palla in avanti Martino, Mancinelli e poi Manni con la punta del piede prova a servire il compagno in maglia numero 23 Giudetti, non ci riesce però. Sarà quindi rimessa per il Peperino Calciotto che si appoggia come sempre a Pomella, Giandonato sulla sinistra per Campanella che la stoppa in questo momento, si accentra, difesa che però chiude abbastanza facilmente in questo caso. Ancora Peperino in avanti, Giandonato sulla destra non riesce ad orchestrare bene questa azione, pressa però su Manni che poi subisce però fallo. Martino per Neri, ancora il numero 16, verticalizza male e regala palla al Peperino Calciotto che adesso può avanzare con questa palla larga per Campanella, non ci crede fino in fondo il numero 89, probabilmente ovviamente aveva calcolato di non potercela fare, ora va a pressare su Manni che decide di aspettare prima di spazzare, infatti riesce a servire Mancinelli, 1-2 con il numero 27, arriva però il pressing di Pomella. Martino controlla e serve Manni con il destro in avanti, c'è però un'uscita di De Eugenio pericolosa ma sicuramente efficace, prova anche ad impostare per il compagno in avanti Pomella. Neri, Martino, Giandonato in possesso di palla con il sinistro, tocca per Lorenzi
Campanella, stop troppo allungato, però riesce comunque a servire Giovannetti, che adesso entra in possesso di palla il numero 10 del Peperino, poi allarga ancora sul compagno Giovannetti. Velo di Giandonato, alla fine si va da Lorenzi, il capitano. La passa per Giovannetti che ci prova dalla distanza, si oppone Boni. Bravo Patrick! Ripartenza qui per Giudetti, numero 23 del Testaccio, che poi serve il numero 9 Bendia. Manni, Neri, ancora Manni, in avanti Bendia, deve girarsi, lo fa anche bene, poi però con il destro non trova benissimo il compagno. Recupero sempre del Testaccio, che poi regala ancora una volta palla agli avversari. Qui lotta su ogni contrasto Ibrahim, che riesce ad avere la meglio e a portarsi anche in attacco e conquistare questo importante rimessa laterale. Lorenzi in possesso di palla in questo istante. Campanella torna indietro dal suo numero 2. Giandonato costretto a cambiare gioco su Giovannetti, su Buccioni anzi. Giovannetti in possesso di palla, adesso allarga bene per il compagno sulla fascia destra, palla in mezzo. Cambio di gioco per il Testaccio, che trova Neri anche con un buono stop, poi non riesce a concludere o a trovare il cross. Neri in possesso di palla decide di alzarla, non trova nessuno, però si oppone facilmente alla difesa del Peperino Calciotto, che può innescare questa ripartenza con Campanella sulla fascia sinistra. Solito accentramento, stavolta la tocca per un compagno, addirittura in porta Giandonato. Mancinelli in possesso di palla, tocca sulla sinistra per Martino. Ancora il Testaccio Calciotto in possesso di palla. Conclusione da parte di Giudetti, che si avvicina alla rete del 3-3, ma la palla esce di poco. D'Eugenio con i piedi, qualche ripensamento di troppo. Alla fine serve benissimo Ibrahim, si va sulla sinistra da Campanella che torna indietro, palla pericolosa di Lorenzi, per Lorenzi. Alla fine Campanella riceve la sfera, in qualche modo Giandonato verticalizza per Giovannetti molto bene di prima, per Buccioni sulla destra che può metterla in mezzo, prima si gira, poi la tocca, possibilità da fuori per Giandonato, poi deviazione, clamoroso miracolo di Boni che salva il risultato sul 2-3. Manni allarga sulla destra per Neri, occasionissima del Peperino, che però con Boni il Testaccio riesce a rimanere in gara. Allora Neri avanza, tocca per Martino, sicuramente a trazione anteriore il Testaccio Calciotto, che però non riesce a trovare tiri puliti. Qui altra possibilità per il Peperino che riparte in contropiede, però con soli 2 uomini. C'è Campanella tutto solo che riceve la sfera e fa uno scavetto incredibile. Bellissima la rete del 4-2 di Campanella, e per il vantaggio, doppio vantaggio del Peperino Calciotto.
Si riparte dal 4-2 appena segnato dal Peperino, calcio 8, con una conclusione bellissima da parte di Campanella, che trova un Pertugio in fondo alla rete con uno scavetto dopo un contropiede praticamente orchestrato da solo, era 1 contro 3. Si complica quindi la situazione per il Testaccio a circa 12 minuti dalla fine del match. Martino sulla sinistra prova il tentativo disperato dalla distanza, non gli riesce però. Boni con la mano destra a cercare Ibrahim, che di fisico si sa piazzare molto bene in questo caso, stoppa un buon pallone e fa sponda per Giandomenico, che poi trova Campanella, prova ancora un'altra parabola incredibile, stavolta gli va meno bene, sopra la traversa. Neri sulla destra va a cercare il numero 13 Ciccalotti, che si prende anche il fallo. Punizione affidata a Neri, che la scodella fuori, però tutto sprecato dal Testaccio calcio 8, non riesce a concretizzare questo calcio piazzato. Ancora il Peperino in avanti e qui prende un fallo dal limite pericolosissimo. Calcio piazzato ancora per il Peperino, che va ancora una volta in porta. Qui buona risposta di Boni in tuffo. Campanella decide di aspettare e tornare all'indietro da Lorenzi, che controlla in questo momento ora Giandomenico, un po' di spazio. Giandonato, Bendia non riesce a stoppare bene la palla, Giandonato, quindi serve un compagno. E poi c'è il cambio di gioco ancora per Campanella, che con il destro trova una bella parabola per Giovannetti, se non erro, che però non riesce a controllarla. Peperino che spinge con Ibrahim, mette pressione a Martino, che riesce comunque a servire bene Bendia. Poi si va da Manni, serie di passaggi del Testaccio, che però non riesce ad uscire benissimo dalla propria metà campo. Si affida adesso a Neri e poi sulla fascia destra a Giudetti, servito adesso da un colpo di testa di Ciccalotti. Giudetti cambia gioco su Martino. Bendia, Alaimo deve tornare per forza da Martino, è tutto in avanti il Testaccio, che traversa colpita da Martino, clamorosa. Nulla di fatto però anche per questa occasione, forse quella un po' più importante per il Testaccio calcio 8 in questo secondo tempo.
Traversa presa la distanza siderale da parte di Martino, che però non basta a far male al Peperino Calciaotto, che adesso controlla con Campanella, serie di rimpalli, si va da Giudetti, avanza in questo momento e si accentra, allarga sulla sinistra. Sulla sinistra la sfera toccata in questo momento. Sempre da fuori ci prova anche in questa occasione Martino, perché non riescono a trovare soluzioni all'interno dell'area di rigore. Adesso palla scodellata, buono il colpo di testa, pericoloso ma non abbastanza di Giudetti. Palla in avanti per Ibrahim, fisicamente riesce a difendere il pallone ma non fino all'ultimo secondo, perché poi il testaccio ne rientra in possesso e lo recupera ancora una volta il Peperino, che trova anche il fallo. Bellissima palla per Campanella, che poi guadagna una rimessa laterale. Campanella torna da Lorenzi all'indietro, sempre il numero 89, salva la sfera in gioco, poi cerca l'1-2 con Afri che riesce solo a difendere la palla, ma commette a quanto pare fallo in attacco. Sarà quindi Neri a poter far ripartire i suoi. Duplice altro fischio dell'arbitro però. Costruisce o prova a costruire il testaccio adesso con Manni, sopraggiunge a Free, allora scarica su Neri, Bendia allarga sulla sinistra, Neri, Bendia riesce comunque a stopparla ma non a servire bene qualche compagno in avanti. Afri qui fermato fallosamente. Calcio di punizione con lunghissima ricorsa affidato al Peperino Calciaotto, totalmente sballata però la conclusione di Gian Donato. Ora Neri in possesso di palla, rinvia con qualche difficoltà, alla fine anche Manni è pressato molto stretto dagli avversari ma subisce fallo. Palla in avanti, calciata da Neri, nessuno riesce però a saltare come dovuto. Allora Giudetti prova il possesso di palla, Afri recupera la sfera, ancora Neri insiste, spazzata di Capitan Gian Donato senza tanti fronzoli. Ovvio che questo 4-2 il Peperino Calciotto vuole tenerselo ben stretto. Martino sulla destra per Neri, tocco intelligente per Giudetti, fermato in calcio d'angolo. Neri batte lui, calci piazzati, stavolta questo calcio d'angolo non riesce a concludersi in maniera con esito positivo per il testaccio, che potrebbe anche subire questo contropiede. Il Peperino però non attacca con molti uomini, ne lascia 4 nella metà campo difensiva. Ultimi minuti di gioco in questo match, ora batte
la rimessa laterale con Afri che va a pressare contro la difesa del Testaccio. Boni tenta addirittura il dribbling pericoloso, gli riesce però e può far ripartire anche i suoi sulla fascia sinistra. Buono il tocco di Afri che riesce a conquistare questo fallo laterale, importante per mantenere il possesso a pochi minuti dalla fine, ne mancano circa 2 o 3. Aurelio qui non controlla come dovuto, girata del numero 5 Alaimo che poi si fa sopraggiungere da Afri. Afri tenta di testa, non riesce a trovare però lo specchio della porta, sarà ancora calcio d'angolo. Altra battuta dalla bandierina, stavolta fuori per Aurelio che potrebbe tentare una conclusione dalla distanza. Così è con il sinistro, Boni però salva tutto. Insiste Mion qui, però esagera con il controllo. Sempre in attacco il Peperino in questi ultimi minuti e Giovannetti si prende anche il fallo. La battuta di Melis con il destro in porta e arriva anche grazie a una deviazione la rete del 5-2 del Peperino Calcio 8. Su questa rete arriva anche il triplice fischio dell'arbitro, si fa ancora più infuocata che mai la corsa per i playoff. Il Peperino Calcio 8 vince e rincorre il Testaccio Calcio 8. Triplice fischio dell'arbitro che sancisce quindi la fine di questo match 5-2 per il Peperino Calcio 8 che si avvicina e rincorre ancora di più la zona playoff. Triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine della gara 5-2 per il Peperino Calcio 8 contro il Testaccio Calcio 8. La sfida per i playoff entra più che mai nel vivo.